punti che sono stati strappati ingiustamente al Cagliari, un Cagliari capace di imbrigliare il Napoli, di non fargli giocare la sua solita partita, di continuare a collezionare gol anche dopo quello realizzato, a collezionare palle gol che poi non sono state trasformate in altrettanti punti da mettere al sicuro il risultato. È un'ingiustizia chiaramente calcistica, perché è quello che il calcio molte volte riserva, ma stavolta il Cagliari veramente esce dal suo campo con l'amarezza di non aver colto i 3 punti che erano stati assolutamente meritati al termine di una gara che possiamo dire quasi perfetta. Una gara quasi perfetta perché? Perché ha avuto un centrocampo straordinario. Dobbiamo identificare un reparto sommandoci a questo centrocampo anche i 2 esterni, Bellanova da una parte e D'Albert dall'altra. È stato un centrocampo veramente capace di dare un grande contributo alla causa, un centrocampo che ha pressato per l'intera partita, soffocato il gioco del Napoli e costruito ripartendo. Grassi, Baselli, De Iola, ma anche i 2 cursori, Bellanova in particolare, hanno fatto capire che il gioco di squadra può essere fondamentale nel momento in cui tu devi assolutamente salvarti. Ed è stato bello vedere crescere tanti di questi giocatori nel corso della gara, come Grassi ad esempio, come Baselli, giocatori che erano andati incontro nella loro carriera a una serie di infortuni, purtroppo uno dei quali è ritornato anche per Baselli, che è uscito anzitempo dal campo. Giocatori di grande spessore, perché quando si sono affacciati alla scena di Serie A, Baselli ha giocato anche parecchio, hanno mostrato di avere veramente straordinarie qualità, e queste qualità sono riemerse quest'oggi, riuscendo a dare al Cagliari una qualità che non ti aspettavi, con Marin in panchina. Se poi parliamo di Marin, quando è entrato in campo, bene, ha giocato pochissimi minuti, ha collezionato 3 palle gol, una grande azione personale con Ospina che si è superato, un calcio d'angolo che ha dovuto richiamare praticamente alla verifica sull'orologio dell'arbitro, e ancora una conclusione bassa verso il primo palo alla ricerca del nuovo vantaggio. Purtroppo abbiamo pagato una sola azione del Napoli nel secondo tempo, 2 tiri in porta nel primo con Cragno attento, e purtroppo in occasione del gol invece, forse complice anche il vento, un cross che è stato sventagliato verso il secondo palo, dove Cragno non è uscito malgrado la palla sia passata dentro l'area piccola. Osimhen è riuscito a saltare più alto di Altare, che negli ultimi minuti è parso sentire il peso del risultato, anche con un paio di disimpegni che non sono stati all'altezza del resto della partita, e Osimhen ne ha approfittato per il suo unico colpo nell'intera gara, che ha portato il Napoli sull'1-1. Un peccato, un vero peccato, perché non sono 2 punti di dice, tanto poi prima o poi si compensa. Erano 2 punti di quelli che sarebbero pesati notevolmente in classifica e che devi cercare comunque di ottenere da qualche altra parte per rendere giustizia di quello che è successo. Un Cagliari che ha dimostrato che è tutta bontà quella che si è vista in questo 2022, che non è un caso, che la strada è quella giusta, e partendo da questo presupposto possiamo guardare con fiducia anche al futuro. Domenica si va all'ora di pranzo a Torino a giocare contro una squadra decisamente forte, ma ormai è un Cagliari che non teme nessuno, finalmente dopo tanto tempo.